Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Partiamo da Laura Strati, la saltatrice in lungo vicentina, prodotto del Marconi Cassola, che l'anno scorso si è laureata campionessa italiana outdoor di specialità. È stata premiata all'Auditorium Pontello di Padova come atleta veneta dell'anno all'interno della festa dell'atletica regionale. Il 2016 è stato un anno veramente importante sotto tanti aspetti. Sono maturata e mi sono tolta tante paure che prima avevo in gara e sono cresciuta anche fisicamente. E per la prima volta ho anche sognato i Giochi Olimpici, cosa che non capita spesso di sognare, però adesso voglio che il sogno diventi realtà, quindi lavorerò per Tokyo 2020 sicuramente. Il premio di oggi, sono onorata di riceverlo perché io ho sempre fatto atletica nella mia regione, il Veneto, e sono contenta anche che sia presente il sindaco della mia città, Cassola, Aldo Maroso, che è qui in sala, e sono molto onorata. Un premio importante che viene dato ad un atleta che non si dedica completamente durante la giornata all'atletica leggera, e questa è una nota di merito in più. Assolutamente, ho sempre diviso la mia vita tra allenamenti e studio e anche lavoro a volte, infatti certi periodi sono stati veramente intensi, però diciamo che più sono sotto pressione più lavoro meglio, quindi da un certo punto di vista avere tanti stimoli mi favorisce. Il Comitato Regionale Veneto della Federatletica ha anche assegnato il premio di promessa veneta dell'anno alla velocista dell'atletica Riviera del Brenta, Rebecca Borga, che ha salutato la platea con un videomessaggio, essendo in viaggio di istruzione. I premi ai migliori master dell'anno sono stati ritirati da Andrea Meneghin e da Emma Mazzenga, mentre il premio alla carriera è stato assegnato a Paolo Dal Soglio, il pesista scledense che ha terminato la pluritrentennale carriera. Paolone, ora tecnico di molti tra i migliori pesisti azzurri, ha voluto condividere il premio con il vecchio allenatore Aldo Pedron, che ha definito un tecnico, un amico, a volte un papà, e ha ricordato i 3 risultati più belli della sua carriera. Sicuramente l'Olimpiade di Atlanta, il titolo europeo poi a Stoccolma indoor, e ovviamente il più forte forse la vittoria del campionato, cioè i Giochi di Gioventù a 14 anni per 1 centimetro sul secondo, e quindi questi sono i 3 punti più belli, più forti della mia carriera. Poi ce ne sono altri, ma questi forse i più importanti. E questo è un premio alla carriera che è giunta sportivamente, diciamo, da atleta a conclusione. Ovviamente adesso continuiamo quella di tecnico, quindi grazie Fidal Veneto per questo ricordo che mi date. Paolo è qualcosa di incredibile per la sua carriera, che è durata praticamente più di 30 anni a livelli assoluti, per l'esempio che dà e la capacità che ha di trascinare tanti giovani con stimoli importanti. Laura indubbiamente è un esempio unico perché è un atleta non professionista che ha investito su se stessa, è andata in Italia ma anche fuori Italia, e che ha dimostrato di coniugare un'atletica di altissimo livello internazionale, anche abbinata a una laurea con 110 lode maturata in tempi più che corretti. Quindi 2 straordinari esempi, 2 facce belle, pulite, che possono dare ancora molto all'atletica leggera. Tra i premiati, premio Ossena come tecnico assoluto dell'anno a Roberto Vanin. Dopo una stagione 2016 molto ricca di soddisfazioni, grazie soprattutto a 2 atleti, Martina Lorenzetto che ha vinto il titolo indoor di salto in lungo assoluto e seconda in quello outdoor, e Jacopo Zanatta, campione italiano di prove multiple promesse, nonché secondo tra gli assoluti. Tanti gli atleti e i campioni italiani che alle premiazioni di Padova hanno ritirato il proprio meritato riconoscimento. Abbiamo incontrato ad esempio la new entry Federico Guglielmi, da soli 2 anni nelle piste di atletica e già primo cadetto italiano ad abbattere il muro dei 7 secondi nei 60 indoor. Ecco il futuro dell'atletica veneta. Io ho iniziato atletica 2 anni fa e questo è il terzo, e da recente ho fatto il record italiano sui 60 indoor cadetti, segnando il tempo di 6,92, diventando anche campione italiano, ma vabbè. È il record italiano e il primo cadetto ad andare sotto i 7 secondi. È un grande anche traguardo,
spero di migliorare sempre di più e andare ad altri livelli. Fra le allieve azzurre c'era Camilla Vigato, proiettata di gran carriera verso i mondiali di Nairobi dopo aver conquistato il titolo italiano nel triplo e il 9° posto europeo a Tbilisi. È stato un trampolino di lancio questo campionato europeo e comunque tutta la stagione è stata assurda e bellissima e devo sicuramente ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, il mio allenatore, la mia società, i miei genitori. Sì, l'obiettivo per quest'anno è sicuramente Nairobi, il minimo per i campionati mondiali appunto di Nairobi l'ho già fatto indoor e speriamo magari di riuscire a fare qualcosa di carino là ai mondiali. Ricordiamo sicuramente il Criterium Cadetti, ma un po' tutte le rappresentative sia da quelle invernali indoor a quelle all'aperto di Fidenza eccetera. E non mancano gli appuntamenti e noi non manchiamo di farci trovare pronti come ogni anno. Altra grande stagione l'anno scorso da cadetta per Veronica Zanon dell'Atletica Galliera Veneta, che con la maglia della Vis Abano ha iniziato brillantemente anche il 2017. Arrivo da una stagione del 2017 che mi ha dato molte soddisfazioni, partendo dalle prove multiple indoor di cui ho ricevuto il 2° posto e anche da un ottimo campionato italiano che mi ha regalato il bronzo sui 200 e una buona staffetta. Un premio del genere che cosa rappresenta per te? Beh, sicuramente è una soddisfazione, anche perché comunque è stata una stagione magari non delle migliori, ma comunque molto varia nei vari risultati, discipline e sono davvero contenta di aver ricevuto questo premio. Insomma, l'Atletica Regionale Veneta si fa sentire sul panorama nazionale e non solo, spinta dal grande lavoro giovanile operato dalle società del territorio. In risalto l'exploit di iscrizioni delle Fiamme Oro. Le Fiamme Oro si dividono in 2 centri, quello di Padova e quello di Monselice, sono 300 tesserati, vanno dagli 8 anni, quindi dalla categoria esordienti fino ai 18 anni. Abbiamo cominciato pian piano con i tecnici, se ne sono aggiunti degli altri, i tecnici che ricordiamo sono ex atleti, anche atleti importanti, quindi sono capaci anche di trasmettere i valori dell'atletica e forse anche quello il significato di un successo così numeroso per quanto riguarda questa squadra. La federazione si è data veramente molto da fare ed è importante far conoscere questo sport, questa disciplina che è così utile al modello educativo. Ci siamo trovati con molte più persone di quelle che aspettavamo, quindi abbiamo dovuto un po' superare qualche problema logistico, però direi che abbiamo centrato gli obiettivi, cioè quello di mettere in risalto il meglio che il Veneto sa fare, partendo sostanzialmente dalla linea dei campioni italiani. Quindi una bella festa, molto partecipata e sicuramente anche molto sentita, viste anche le personalità che avevamo oggi presenti.